dovevamo chiedere ad RFI di mettere i 500.000 euro e io gli ho detto va bene, poi comunque avanzavamo anche noi dei soldi, chiamo il sindaco e gli dico guarda, per Ponte Ottavi cerchiamo di finanziare, non lo so il perché, ma mi sono trovata che la regione ha messo 1 milione, quindi sono contenta che il comune li ha risparmiati. No, allora era assolutamente un intervento da fare, ma proprio in funzione per noi della chiusura del passaggio a livello. Le risorse, quando le hai disponibili, le devi finalizzare ad interventi che sono appaltabili velocemente. Ho chiamato Mario, gli ho detto se ti do i soldi riuscite ad appaltare? Sì, perché aveva già tutte le procedure avanti, quindi la regione ha fatto la propria parte, ha messo 1 milione, RFI ha dato il proprio contributo di 500.000, mi dispiace che il comune ha dovuto mettere 500.000 perché bisognava risparmiare anche quelli, però no, è stato un esempio di collaborazione e poi alla fine io dico sempre al di là dell'appartenenza politica, anche qui è la stessa, però sono le relazioni e i buoni rapporti che fanno la differenza nella risoluzione dei problemi. Credo insomma sia noi che l'amministrazione rappresentata da Mario siamo pragmatici e molto concreti e quindi questo ha permesso dopo alcuni mesi di essere qui oggi a riaprirlo, quindi io sono solo contenta. Mario, quando ho visto che faceva l'inaugurazione, ho detto non posso mancare, ma proprio perché c'è stata questa collaborazione, quindi complimenti a voi, complimenti alla mia struttura e complimenti anche a chi ha realizzato i lavori e credo che in Veneto sentire che i lavori si finiscono prima, insomma, sia anche un modello che noi amiamo sottolineare perché insomma è una caratteristica nostra. Grazie.